Al CRO di Aviano, nelle scorse ore, è stato presentato lo studio clinico sui pazienti affetti da mesotelioma pleurico e sui lavoratori ex esposti all'amianto in Friuli Venezia Giulia. Credo dal punto di vista metodologico, oltre a vedere i ricercatori allo studio di questa patologia per trovare delle soluzioni migliori anche di diagnosi, non solo di cura, abbia un approccio non comune, perché mette insieme non soltanto le componenti della ricerca, lo fa in un istituto scientifico come il CRO, ma mette insieme le componenti dell'Associazione Nazionale dei Mutilati Invalidi e anche l'impresa, perché qui oggi c'era anche Fincantieri, a dimostrazione che questo è un lavoro con il quale tutte le componenti, anche dal punto di vista soprattutto multidisciplinare, lavoreranno per questo. È una scelta strutturale che noi abbiamo fatto nel corso degli anni. Fare un istituto scientifico e di ricerca come questo ha il suo valore, dove abbiamo altrettanto fatto delle scelte forti, investimenti importanti, le risorse per la stabilizzazione dei ricercatori. Anche oggi per me è stato motivo di grande soddisfazione ascoltare alcuni esponenti del mondo scientifico e della ricerca che non arrivano da questa regione e riconoscerci il fatto che probabilmente queste cose, se non avessimo fatto queste scelte, staremmo assistendo a una fuga di persone che invece che dedicarsi a questo qui lo avrebbero fatto da qualche altra parte. Questo penso che sia la missione della politica, quella un po' più difficile, quella un po' più faticosa, che va incontro anche al contrasto e al dissenso, però poi produce questi risultati e noi siamo particolarmente orgogliosi di questo.